In centinaia hanno riempito la chiesa parrocchiale di Selva del Montello per dare l'ultimo saluto a Gastone Pedron e stringersi attorno alla moglie Rosetta e ai familiari. Una partecipazione composta e commossa che testimonia l'affetto e la stima verso un uomo da sempre impegnato nella vita della comunità, nel sociale e nel volontariato. Dopo aver lavorato per molti anni alla Zoppas, oggi Electrolux, dove era stato anche sindacalista, Pedron aveva continuato a dedicarsi agli altri attraverso l'attività nella protezione civile, nell'associazione Carabinieri e in numerose iniziative di volontariato, come ha ricordato nella sua omelia padre Renato, vicino di casa della vittima. Dobbiamo riconoscere il suo impegno nella protezione civile con il Corpo dei Carabinieri di Cornegliano, che è vero che sono anche qui presenti. Ha fatto il nonno vigile e volontariato in tante associazioni. Presenti alla cerimonia anche tanti amici, volontari e rappresentanti delle associazioni del territorio. In chiesa c'era anche Don Giuseppe, il sacerdote che aveva sposato Gastone e Rosetta 53 anni fa, un ricordo reso ancora più commovente dalla coincidenza della data. 13 di maggio 2026 c'è stato l'incidente e il 13 maggio del 1973 ha celebrato il matrimonio, 53 anni di vita. Solo la morte vi separerà. Secondo quanto ricostruito, Gastone Pedron stava lavorando nella vigna davanti casa tentando di estirpare alcune radici o dei pali quando il trattore si sarebbe improvvisamente impennato ricadendo su di lui e uccidendolo sul colpo. Una tragedia che ha profondamente colpito l'intera comunità del Montello, oggi riunita per salutare per l'ultima volta un uomo ricordato da tutti per la sua disponibilità, il suo impegno e il suo cuore generoso.